È stata un'esperienza direi paradossale, non abbiamo avuto nessuna assistenza da Trenitalia, abbiamo dovuto allertare le forze dell'ordine per riuscire ad avere qualche informazione perché non riuscivamo veramente a scoprire, a sapere nulla dei numeri di assistenza insomma di Trenitalia. Se venerdì la comunicazione dell'interruzione della linea ferroviaria Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi è arrivata con 2 ore di ritardo, senza alcuna notizia di pullman sostitutivi, sabato per Trenitalia è stato il giorno dell'apoteosi della inadeguatezza del suo apparato organizzativo. La frana fra Santa Croce del Lago e Vittorio Veneto, che venerdì scorso ha causato, oltre alla chiusura della statale di Alemagna, anche l'interruzione della linea ferroviaria, ha isolato di fatto la provincia di Belluno, che risulta irraggiungibile per chi usa il treno per gli spostamenti. A farne le spese, sabato sera dalle 19 sono state un centinaio di persone rimaste in balia del nulla al punto di fermata previsto, che non è il piazzale esterno della stazione di Vittorio Veneto, ma l'area davanti al bar Lux. Cosa discutibile ma consolidata da anni, segnala il portale trenibelluno.it. E non è passato nulla, non è passato nulla alle 20:45, non è passato nulla alle 21, alle 22, alle 23, alle 24, a un certo punto, un po' alla volta, tutti sono riusciti a ottenere un passaggio da un parente, da un amico, da qualcuno di Vittorio disponibile a dare un passaggio e siamo arrivati in provincia, ma è stata una cosa allucinante. Disinteresse, superficialità, mancata conoscenza dei luoghi, necessità di risparmiare. Non lo sapremo mai, ma i fatti sono chiari e documentati dai carabinieri di Vittorio Veneto e dalla Polfer, dice Monica Camuffo, già assessora al bilancio della Giunta De Menec nel 2012, che partita alle 17:56 da Mestre è arrivata a casa a Ponte nelle Alpi oltre l'1:30 di notte di ieri. Mi sento di dire che deve essere pronto un piano di emergenza perché questa frana non è una cosa estemporanea né una cosa che purtroppo temo non si ripeterà, a meno che non si vada ad intervenire in una maniera strutturale pesante per far bypassare alla massa franosa la strada e la ferrovia. Quindi la prima cosa che si deve avere in una situazione del genere è un piano di emergenza. Un piano di emergenza per i trasporti pubblici oltre che privati. Ai viaggiatori deve essere garantita un'informazione tempestiva sempre, visto che normalmente è carente se non totalmente assente. Oggi finalmente, 3 giorni dopo la frana, perché era di venerdì la frana, abbiamo un piano con degli orari. E questa è una cosa che non si può accettare, perché comunque viene messa sotto sequestro l'intera provincia. Trenitalia capisco che è una società privata, però è comunque un servizio pubblico quello che effettua e c'ha un piano assieme alla regione, un piano di servizio che deve essere dato agli utenti. Allora la regione deve fare la propria parte, deve muoversi, ma le sollecitazioni devono venire dal territorio. Di scuse ufficiali per il disservizio nemmeno l'ombra. Certo è che la provincia di Belluno sabato è risultata una meta irraggiungibile per un centinaio di pendolari e turisti. Una circostanza che non può essere ignorata ai piani alti se si coltiva ancora la speranza che il bellunese continui ad essere abitato.